In questi giorni va in scena Veneto Wine Stars. Quali sono le principali novità di questa edizione? Anzitutto una novità in realtà già vista l'anno scorso, ma che abbiamo voluto riconfermare, è il fare la manifestazione all'interno del ex convento di San Francesco. Questo perché secondo noi ha impreziosito ulteriormente le 2 giornate di manifestazione dedicate ai vini di qualità, assolutamente. Poi un'altra novità che sarà presentata questa sera è la seconda edizione della guida Vini Veneti, selezione Vini Veneti, che era già stata proposta l'anno scorso, ma è stato un grande successo e quindi la riproporremo anche quest'anno. E questa guida vuole essere uno strumento veramente di lavoro per tutti gli operatori del settore, del food and beverage, ma anche per gli appassionati, per gli amanti del bere di qualità. E come sta andando questa kermesse a livello di partecipazione? Allora, io direi, ieri abbiamo iniziato con la cena della vendemmia, che è stata un successone, abbiamo fatto tutto esaurito e si è svolta in maniera molto bella, piacevole, c'è stato un ottimo servizio anche dei ragazzi della scuola ENAIP, quindi la scuola di formazione professionale, abbiamo degustato piatti della tradizione, i vini appunto premiati e c'erano insomma persone nel rispetto ovviamente di quelle che sono le normative anti-Covid, ma è stata una cena molto piacevole e molto partecipata. Io credo che le persone abbiano bisogno di riscoprire e di rivivere insomma questi momenti che danno anche fiducia, insomma ne abbiamo bisogno. E a livello di iniziative, secondo lei il 2022 sarà l'anno all'insegna del ritorno della Dama Castellana? Io me lo auguro, incrocio le dita perché abbiamo perso ben 2 anni. Noi già per il giugno del 2020 avevamo pronto uno spettacolo, insomma un format. Purtroppo ci siamo dovuti fermare anche quest'anno nel 2021, ma insomma speriamo che il 2022 veramente sia l'anno della riscossa, anche perché l'edizione 2019, che è stata la mia prima edizione come presidente, devo dire è stata un'edizione, lo dico io come presidente, ma insomma meravigliosa, detta di molti, per cui veramente abbiamo tanta voglia di riproporre lo spettacolo, di riproporre la Dama. È ritornata una kermesse dedicata al mondo delle bollicine. Quanto è importante un'iniziativa di questo tipo anche per il rilancio del territorio vista la pandemia in corso? Credo che sia fondamentale riprendere proprio da dove in qualche modo ci eravamo fermati tempo fa. Credo che una delle nostre peculiarità più grandi è proprio il mondo dell'enologia, il mondo non solo del Prosecco, ma il mondo dei nostri vitigni, il mondo che caratterizza il nostro territorio. E quindi credo che sia importante riprendere proprio in maniera anche un po' scaramantica contro la pandemia ad presenziare a queste manifestazioni, e noi chiaramente come Banca per Alpi San Biagio a sostenere queste manifestazioni proprio perché sono componenti fondamentali di questo territorio. Secondo lei in questo momento il territorio di cosa ha bisogno? Ma io credo che come tante cose il territorio soprattutto ha bisogno di riprendere fiducia, di riprendere quella sicurezza, di riprendere un po' anche quella voglia, quel desiderio di rifare, di ritrovarsi, di stare ancora insieme, ma nel creare anche queste iniziative che danno fiducia proprio, danno sostanza, danno coraggio, insomma, anche al mondo poi che deve operare, quindi ai nostri produttori, ai nostri viticoltori, a tutto insomma il sistema che sta attorno al mondo delle bollicine.